Contributo volontario direttamente online. Potrai donare con ogni tipo di carta di credito, anche prepagata. Ti aspettiamo online su radiolibertà.net. Sostieni la tua radio con il tuo contributo volontario. Radio Libertà. La tua radio. Diamo voce alla nostra gente. Va ora in onda Una gemma in cucina. Alla scoperta delle gemme della cucina, innanzitutto italiana, con Gemma Gaetani. Buongiorno e bentrovati. Ciao Federico, ciao a tutti i radioascoltatori e telespettatori che ci guardano dal canale 252 del Digitale Terrestre. Nuovo sabato, nuova puntata di Una gemma in cucina. Io ve lo dico sempre, ma lo dico anche e soprattutto per chi magari si sintonizzi oggi per la prima volta. La gemma in cucina del titolo sono io, ma ci sono soprattutto le gemme della cucina, innanzitutto italiana, che noi scopriamo man mano, facendoci guidare da un filo rosso, un fil rouge o, se preferite, per restare in tema culinario, seguendo le molliche di pane della fiaba Pollicino, le Petit Pouchés di Charles Perrault, che originariamente venne pubblicata nei racconti di Mamma Loca, pensate nel 1697, e non so se lo sapevate, è stata tradotta in italiano anche da Carlo Collodi col titolo italiano di Puccettino. Come riscoprire l'orgoglio di essere cucinieri? Questo è il nostro filo rosso o sentiero di molliche. Ecco, secondo me la ricetta prevede 3 ingredienti. Il primo è conoscere, produrre e comprare gli ingredienti di una cucina. Noi li scopriamo con la gemma della settimana, che questa volta è un mondo, un universo, è il mondo del bitto. Ho detto il mondo al plurale per intendere più di un bitto, perché da un certo punto di vista noi abbiamo effettivamente più di un bitto, da un altro punto di vista no, il bitto è uno solo. Allora, oggi voglio affrontare proprio questo tema un po' complesso, anche con l'intento di provare a mettere alcuni puntini sulle i riguardo a questa eterna querelle che ci sarà sempre, confronto, se non vogliamo dire conflitto, però un confronto che a volte, diciamo, trascende nel conflitto, tra prodotti DOP e IGP, le cosiddette denominazioni di origine che sono statali e sono europee anche, cioè sono denominazioni di origine in virtù delle leggi italiane e europee da una parte, e i prodotti che non rientrano in queste denominazioni dall'altra, che possono essere un formaggio non altrimenti tutelato, come per esempio il Gran Moravia di Brazzale. Ricordate, l'abbiamo intervistato l'anno scorso, oppure possono essere un formaggio tutelato in un altro modo, quindi non dal DOP o dall'IGP, come per esempio il Presidio Slow Food. Però andiamo per ordine. E vediamo innanzitutto che cos'è il bitto. Il bitto si produce adesso, la stagione si è aperta il 1° giugno, quindi venerdì scorso. Si produce adesso d'estate nel periodo della monticazione, cioè la salita in alpeggio. Questa monticazione dura dal primo giorno di giugno all'ultimo di settembre. Il bitto è un formaggio esclusivamente valtellinese, è un rinomato formaggio lombardo che si prepara con il latte che si produce negli alpeggi della provincia di Sondrio e di alcuni comuni limitrofi dell'Alta Val Brembana in provincia di Bergamo. Oltre agli alpeggi, denominati Varrone, Artino e Lareggio, dei territori limitrofi nei comuni di Introbio e Premana in provincia di Lecco, che sono stati aggiunti all'area di produzione nel 2005. Il bitto si prepara solo con latte crudo di mungitura quotidiana di razze vaccine tipiche della zona, alimentate con le essenze spontanee e gli erbai dell'area in questione, eventualmente affienati, cioè trasformati in fieno. Questo latte può essere eventualmente aggiunto di latte crudo caprino, massimo il 10%, naturalmente sempre locale, e poi va fatto coagulare in giornata grazie allo sviluppo spontaneo della microflora casearia e al caglio di vitello. Nel 2005 sono stati aggiunti la possibilità di integrare l'alimentazione da pascolo con il sale pastorizio. Poi 3 kg al massimo al giorno di mais, orzo, frumento, soia, melasso fino al 3%, e poi la possibilità di un'alimentazione di solo soccorso
di fieno al 5% in caso di eventi eccezionali e infine l'uso di innesti selezionati di ceppi autoctoni di microflora. Cosa è successo quindi in questo 2005? Nel 2005 sono state pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale, la 168 del 21 luglio di quell'anno, le modifiche al disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta Bitto, che è appunto un formaggio DOP, che era stato riconosciuto tale un decennio addietro, nel 1995. Tornando alla nostra produzione, dopo la coagulazione la cagliata viene cotta a una temperatura tra 48 e 52 gradi per circa 30 minuti. Poi, come si fa per tanti altri formaggi, la si rompe in grumi della dimensione più o meno di un chicco di riso, poi si estrae questa cagliata frantumata, diciamo così, e viene posta nella fasciera, cioè nella forma del formaggio. Questa fasciera è tipica del bitto, è tipicamente concava, cioè è fatta così, e questo favorisce la salatura. Questo posizionamento nella fasciera dà luogo alla cosiddetta sineresi, cioè l'espulsione del siero. Questa massa appunto, no, questi grumi si compattano e con il passare del tempo lasciano anche uscire il siero. Quando è uscito il siero, la forma si sala ed è solo a questo punto che inizia la maturazione, che dura, quella del bitto DOP, almeno 70 giorni, e quindi comincia in cima, nelle cosiddette casere di Alpe, però si può concludere anche a valle. Dopo 70 giorni la forma si può marchiare e poi parte la stagionatura vera e propria, che si può protrarre, pensate, anche per 10 anni, cosa che avviene anche per altri preziosi formaggi nostrani, certo molto pochi, però diciamo si può arrivare al decennio di stagionatura. La forma di bitto definitiva avrà il caratteristico scalzo, cioè scalzo è la parola con cui si definisce il profilo verticale di un formaggio, concavo proprio perché è stato una specie di V, se girate la testa e la guardate per orizzontale, avrà lo scalzo concavo con gli spigoli in alto e in basso vivi, le facce piane con la crosta gialla che può avere da 2 a 4 millimetri e poi ha un sapore molto particolare il bitto, è insieme dolce, salato, è un sapore importante ma non così importante da risultare amaro come è caratteristica di altri formaggi, e tutte queste caratteristiche si intensificheranno in misura direttamente proporzionale alla lunghezza della stagionatura. Se il bitto contiene poi anche del latte caprino, vi ricordate eventualmente fino al 10%, allora a questi sapori che abbiamo detto aggiungete anche un sentore, proprio un'anticchia direbbero a Roma, appena e vagamente piccantina. Quindi ritornando a bomba, il bitto è questo strabiliante, buonissimo, formaggio estivo valtellinese e di alta quota, perché appunto la monticazione si fa dai 1400 ai 2300 metri e alla Gillette direbbero, vi ricordate quella pubblicità del King della barba? Ecco, direbbero che il bitto è il King locale valtellinese dei formaggi appunto di alpeggio estivo. E però venne anche a me appunto da domandarmi: ma allora cosa facevano le lattifere del bitto durante le restanti stagioni? Si riposavano? No, facevano il Valtellina casera, tanto che il consorzio si chiama Consorzio del Bitto e Valtellina Casera DOP. Quindi anche questa dicotomia, no, un formaggio che si fa d'estate e un formaggio che si fa nelle restanti stagioni è antica e replica l'alternanza tipica dell'allevamento alpino, cioè salgo ai pascoli in alta quota d'estate e ridiscendo a fondovalle dove praticamente risiedo per l'autunno, l'inverno e la primavera. E questo determina una differenza e una complementarietà non solo pastorizia, no, di pascolo appunto a livello stanziale, proprio esistenziale potremmo dire per queste vacche, ma anche una differenza e una complementarietà in sede di risultato della caseificazione, perché il bitto è un formaggio grasso,
di latte intero. Invece il Valtellina Casera, che un tempo era prodotto solo in inverno, ma oggi è, diciamo, si giova di una produzione estesa lungo l'arco dell'anno, è un formaggio semigrasso di latte vaccino, parzialmente scremato, solo vaccino e parzialmente scremato, quindi è un formaggio semigrasso. Ne parleremo anche durante l'intervista, quindi l'intervista al presidente del consorzio, quindi restate con noi. Da settembre del 2016 quello che precedentemente era stato chiamato bitto storico, ne avrete sicuramente sentito parlare, si chiama storico ribelle. Lo storico ribelle presenta alcune differenze rispetto al bitto DOP, che sono queste. Allora, la nutrizione degli animali avviene con sola erba fresca di alpeggio. Poi si usa solo caglio e nessun enzima. Poi si deve usare obbligatoriamente il latte caprino. L'aggiunta quindi è, istituzionalizzata, è fissa, e deve andare non deve essere massimo il 10%, ma minimo il 10% fino al 20% di capre, appunto, sempre locali. La trasformazione di questo latte avviene appena munto e la stagionatura può essere effettuata solo presso la casera del Bitto Storico di Gerola Alta. Lo storico ribelle è un presidio slow food. Allora, ogni tanto noi sentiamo affermare, lo fa sovente anche lo storico Alberto Grandi, l'ho sentito dire anche da Lorenzo Biaggiarelli in televisione parlando della carne sintetica, che il DOP è i consorzi in generale, Lorenzo Biaggiarelli si riferiva a Coldiretti, il DOP si sente dire in generale i consorzi siano solo questioni di marketing. Allora io mi sono messa lì a pensare: "È così? Possiamo noi concordare con questa affermazione?" Io non concordo ovviamente, ma se la vogliamo prendere per vera, mi è venuto subito dopo da pensare: a ben guardare tutto può avere un effetto marketing, non soltanto il DOP, anche il marchio del presidio Slow Food. O per esempio il Nutri-Score, vi ricordate? Ora non se ne parla più, però ne abbiamo parlato, che infatti è tanto apprezzato da alcuni critici dei DOP. Quindi, se fosse una colpa, no, avere anche un effetto per quanto riguarda il marketing, una colpa del marchio in sé, e allora questa "colpa", tra virgolette, non può essere una colpa solo nel caso del DOP, ma negli altri casi è un merito, o è colpa sempre o è merito sempre. Allora, quello che è accaduto tra Bitto DOP e Storico Ribelle, cioè la suddivisione di un formaggio praticamente in 2 filiere produttive, dimostra che il posto occupato dal DOP, secondo me, non toglie alcuno spazio a una versione diversa, sebbene proveniente dalla stessa matrice, del prodotto che invece è tutelato dal DOP. Questa dicotomia tra la denominazione di origine protetta, che, lo ripeto, esiste ai sensi di regolamenti europei e perciò non è attribuibile ad alcun gastronazionalismo, questa è un'altra delle accuse che vedo sfrecciare appunto a vanvera proprio nei cieli del discorso pubblico sul cibo. Dicevamo questa dicotomia tra, origine protetta e presidio slow food riguarda molti altri prodotti tipici, moltissimi, che si sdoppiano in una versione DOP o comunque, come possiamo dire, istituzionale, che raggiunge più persone, molte più persone, ad un prezzo accessibile, molto più accessibile, e una invece che ne raggiunge infinitamente meno, ma compensa con un prezzo di vendita maggiore, a volte estremamente maggiore. Succede con, per esempio, la mortadella di Bologna IGP, c'è accanto la mortadella classica Presidio Slow Food. Se non esistesse il DOP o l'IGP, il presidio Slow Food avrebbe, una eco molto diversa. Allora, le cose poi pensate possono essere perfino meno duali di così, perché esiste un terzo bitto, diciamo così. C'è un bitto DOP che è detto bitto DOP prodotto dal peggio e che è, questo lo affermo io, insomma è una mia sensazione, una via di mezzo tra il Bitto DOP e lo Storico Ribelle, che sono già entrambi formaggi eccezionali e squisiti. Cioè i produttori che non usano l'integrazione di 3 chili di sostanza secca per l'alimentazione delle vacche che poi faranno il Bitto DOP, che non usano fermenti durante la caseificazione e che iniziano a caseificare lo stesso giorno, sì, ma entro 30 minuti dalla mungitura, allora possono stampare
appare il nome dell'alpeggio per esteso sullo scalzo della forma. Quindi in termini di qualità, la qualità ce l'hanno tutti e 3 questi tipi di bitto, non ce l'ha soltanto uno. E comunque quando volete qualcosa che sia leggermente più ricercato del bitto DOP, sappiate che c'è già un bitto DOP prodotto dal peggio. Quindi le cose sono sempre, ai noi, più complesse di come vengono descritte, ma è anche bello cercare di capire perché sono più complesse. Allora, oggi, siamo non solo appunto lombardi e valtellinesi come siamo stati 2 settimane fa quando abbiamo parlato di grano saraceno e valtellina, vi ricordate, oltre ad aver visto la prima parte dell'intervista a Marco Deghi, presidente del consorzio del Bitto e Valtellina Casera DOP, ma siamo anche un po' napoletani, perché ho pensato che tra la realtà del Bitto e quella della pizza napoletana non ci sono molte differenze. Che intendo dire? Ve lo spiego dopo. Intanto ascoltiamoci questa canzone napoletana che si intitola "O pizzaiuolo nuovo". Ricordo a chi ci segue in diretta Facebook, YouTube che queste piattaforme stroncano i contenuti musicali, non li fanno ascoltare, vedere e cinematografici ascoltare e vedere, quindi spostatevi o sul sito www.radioliberta.net o sull'app RL Radio Libertà oppure sul canale del digitale terrestre della TV 252. Noi ci sentiamo la canzone e ci vediamo fra poco. Food Art. Ecco, questa canzone, che si intitola "O pizzaiuolo nuovo", pensate, è del 1896. La musica era di Salvatore Gambardella e i versi di Giovanni Capurro. Pensate, colui che scrisse anche "O sole mio". E della pizza dice, che c'è questa pizza cu a Pummarola, oltre alla pizza cuo Fungetiello e così via. Sono i vari tipi di pizza. Dicevamo prima che non ci sono molte differenze fra Bitto e pizza napoletana, ma non perché la pizza è tonda come la forma di Bitto DOP prodotto dal peggio o di Storico Ribelle. Quelle sono similitudini formali che non ci interessano. Qui ci interessano quelle sostanziali, per dimostrare un po' che in fondo tutto il mondo è paese e che forse anche questa suddivisione, diciamo, proprio col muro in mezzo tra nord e sud non ha tanto senso. Come ci sono che cos'è che li rende che li fa essere, diciamo, simili per alcuni versi? Il fatto che ci sono molti discorsi intorno ai tipi di bitto, al bitto, il vero bitto, il bitto che non è vero e così via, e altrettanti ce ne sono intorno ai tipi di pizza. Non solo la napoletana, la romana, il trancio milanese, il padellino torinese, ma anche sulla stessa pizza napoletana e basta. Poi dopo arrivano anche gli altri discorsi sugli altri tipi di pizza e quindi capite che si crea un discorso che potrebbe
potremmo andare avanti a sostenere per l'eternità. Però mi interessa quello sulla pizza napoletana che è appunto protagonista di domande come dove, quando è nata e perché, chi ha fatto la vera pizza napoletana, l'America o Napoli? Qualcuno dice che è stata all'America, un po' come quando dal presidio Slow Food dicono che il vero bitto è loro, che il DOP non lo è. Ah, parliamone, vediamo, perché la storia appunto della pizza napoletana invece secondo me dimostra la stessa cosa che dobbiamo dire riguardo al bitto, che voglio dire riguardo al bitto, cioè che è vero bitto, il bitto DOP anche quello, sono tutti veri al limite. Quindi io sono contraria al concetto di vero bitto che non sarebbe il bitto DOP e parimenti rigetto la tesi della pizza napoletana che è stata trasformata in tale dall'America. Allora, noi sappiamo che, Alexander Dumas padre, vi torna al 1830 e scrisse che esistevano vari tipi di pizza, fra cui quella all'olio, al lardo, alla sugna, al formaggio, al pomodoro e ai pesciolini. Quindi la classica pizza napoletana odierna è la pizza margherita, pomodoro, mozzarella e basilico. Pensate, ieri era il Margherita Day. Si dice che la pizza margherita sarebbe stata chiamata così a giugno del 1889, quando la regina Margherita di Savoia arrivò in visita per un mese a Napoli e Raffaele Esposito portò 3 pizze alla sovrana nella bellissima reggia di Capodimonte, una era con l'olio, una coi bianchetti, questi piccoli pescetti, e l'altra con pomodoro, mozzarella e un ciuffo di basilico. Si dice che lei si innamorò di quest'ultima pizza, allora in suo onore Raffaele Esposito la chiamò pizza margherita. Andiamo con la sigla della biblioteca di cucina, grazie Federico, perché ci La biblioteca di cucina. Ecco, allora si incardina il discorso, a questo punto ingloba un libro. Il libro della settimana è Storia della pizza di Luca Cesari, da poco uscito in libreria per il saggiatore. Allora, questo libro secondo me andrebbe letto per scoprire molte notizie sulla nascita della pizza che noi non troviamo quando ci troviamo, diciamo, di fronte ai discorsi/discussioni intorno all'origine della pizza napoletana e soprattutto a chi l'abbia fatta veramente grande, Napoli o l'America. Quindi qui in più abbiamo tutte queste notizie che sono importanti perché la storia delle cose non è composta solo da un dato o da un fatto, ma da molti dati e da molti fatti. Allora, anche Luca Cesari appartiene alla categoria degli storici che ritengono il passaggio della pizza negli Stati Uniti come fondamentale per farla affermare in tutto il mondo con l'iconismo che ormai la caratterizza in tutto il mondo, compresa l'Italia. Questa è la tesi. La visione di Luca Cesari concorda con quella di Alberto Grandi, per il quale il cosiddetto effetto pizza è un fenomeno più che vero. Con questa definizione si intende un concetto sociologico per cui in patria non si apprezza una cosa finché non la si vede esaltata all'estero. Allora, questa è una tesi che accoglie un punto di vista americanocentrico sulla nostra pizza e conferisce al momento in cui gli immigrati italiani in America si mettono a fare la pizza in America un'importanza gigantesca nell'influenzarne l'espansione successiva nel resto del mondo. Una importanza che innanzitutto non è provata e in secondo luogo non è così logica, perché se proprio andiamo lì con la lente di ingrandimento, perché uno, gli italiani emigravano anche nel resto di Italia ed emigravano anche nel resto del mondo, non solo in America. E poi, laddove non c'era l'emigrazione in Italia, no, quindi non c'erano napoletani che se n'erano andati a Roma, c'era il semplice contatto comunque, perché non è che il romano sta murato vivo dentro una residenza romana, quindi il contatto c'era lo stesso a prescindere dall'emigrazione oltreoceano. Tant'è vero che il supplì romano deriva dalla palla di riso napoletana e non è passata questa palla di riso nel supplì da alcuna emigrazione americana durante questa spontanea derivazione. Secondo Grandi, anche Luca Cesare, gli USA invece rendono la pizza napoletana una pizza italiana, cioè diffusa in tutta Italia. Prima dell'emigrazione in America, questa è la tesi, la pizza era conosciuta solo a Napoli e lì sarebbe rimasta senza l'emigrazione americana. Voglio chiedere se dobbiamo mandare la pubblicità. Ok, uno stacco e poi riprendiamo.
In quanti ti promettono trasparenza, ma alla fine ti ritrovi sempre con la bocca chiusa e non puoi dire quello che pensi. Radio Libertà non ha filtri né censure, ascolta la gente e parla come la gente. Quotidiano di Sicilia, il quotidiano d'Italia, l'informazione che ribalta i luoghi comuni, una vera visione dei fatti, l'Italia vista da sud. Ogni siciliano che vive in Italia e nel mondo è una risorsa, è protagonista della crescita della nostra nazione. Dai forza alla crescita della nostra isola, abbonandoti al QDS digitale più archivio a soli 99 euro annui. Quotidiano di Sicilia, il quotidiano d'Italia, una scelta di valore. Allora, la tesi, come dicevamo, è che, e questo sarebbe l'effetto pizza, il fenomeno sociologico chiamato effetto pizza, gli italiani non napoletani si iniziano a interessare alla pizza solo quando vedono che viene apprezzata in America. Allora, non è così, non è assolutamente così. Se la pizza napoletana non fosse mai stata esportata negli Stati Uniti tramite gli emigranti italiani, essa sarebbe diventata nota in tutta Italia come ci sono diventati i pizzoccheri, la parmigiana di melanzane, oppure oggi tanti prodotti come appunto i formaggi DOP come il Bitto, il Valtellina Casera e così via. Quindi comunque io vi consiglio di leggere questo libro perché ci sono tante altre notizie che non riguardano precisamente questa polemica, per esempio anche la protopizza dell'Eneide di Virgilio da cui sarebbe originata la contemporanea pinza. Allora, adesso ci andiamo a vedere la video intervista della settimana, è la seconda parte dell'intervista a Marco Deghi, presidente del consorzio del Bitto, e Valtellina Casera DOP. Diciamo che la parte grassa, quella che poi va a produrre deformazione, burro, insomma, di centrifuga è un'operazione che avviene in immediato e la qualità di quella panna è ritenuta come in realtà è superiore, insomma, ecco, è più buona. Questo è. È più buona quella di centrifuga o quella di... No, quella di centrifuga è migliore quella di centrifuga. Perché in pratica, evitando di aspettare, diciamo, quanto? Un 24 ore all'incirca? Ma no, di meno, sicuramente 12 ore. Non si delle varie tecnologie. Non si deteriora, quella è la differenza, ma o meglio, diciamo che c'è un gusto forse più pieno, più assoluto, giusto? Perché subito prendiamo il grasso e lo facciamo... Certo, è più, la panna di centrifuga è più dolce e gradevole, quella più profumata. La fase di fioramento poi il latte è vivo e quindi è chiaro che lasciandolo sostare in ambienti asciutti, ambienti freschi, è chiaro che lasciato lì, insomma, se proprio voglio entrare una differenza, c'è qualcosa c'è. Io personalmente le quotazioni della panna di centrifuga sono da sempre superiori alla panna di affioramento, ecco. Sì. Allora, abbiamo parlato di alcune differenze, ribadiamolo appunto che il Bitto si fa con il latte che rimane intero, non è che viene addizionato di qualcosa, cioè questo latte si munge e ci si fa subito il Bitto. E questa diciamo è una prima differenza. L'altra differenza, lei ci spiegava che anche l'alimentazione, quindi le vacche che dal cui latte si prepara il Bitto sono le vacche che sono sui monti a mangiare appunto l'erba d'alpeggio, mentre invece le altre sono giù a valle, quindi comunque parliamo sicuramente di allevamenti a valle che sono in una zona comunque, voglio dire, sicuramente è una zona di altissima qualità dal punto di vista naturalistico, anche la valle direi decisamente, però si rispecchia poi diciamo le caratteristiche delle erbe che le mucche appunto in un posto oppure nell'altro mangiano, si rispecchiano poi nel formaggio. Quindi, facendola breve, il Valtellina Casera è come più delicato anche di sapore rispetto al Bitto ed è anche un pochino più chiaro di colore perché, come dicevamo anche prima,
c'è più beta-carotene all'interno delle erbe appunto di alta quota. Diciamo che essendo ho vissuto, ho lavorato nel mondo dei formaggi da sempre, per cui venendo anche da famiglia di produttori, e certo le caratteristiche, la gradevolezza nei formaggi è spesso riconducibile ai contenuti in grasso. Diciamo, negli aromi si nascondono dei globuli di grasso, per cui più c'è il prodotto ha meno grassi e meno aromatico, quindi è più buono un formaggio così di primo impatto. Poi vabbè, ci sono anche altri valori, quindi ma quello che credo marchi la differenza, ma non perché sono diversi, cioè uno buono, non buono, io mangio volentierissimo gli uni e gli altri, però è chiaro che l'essere queste vacche quando è brutto tempo magari anche loro non sono proprio contente, perché poi magari d'estate a 2000 metri è capitato che arrivi anche la neve, quindi magari proprio felicissime non sono, ma libere, con un pascolo ricchissimo, e quindi è chiaro che quello è proprio una delle tecnologie più semplici, più naturali che ci possano essere. Sono l'alternativa casera, certo, sono alimentati con foraggi del territorio, affienati, perché ovviamente non si può avere il pascolo, almeno qui da noi, per tutto l'anno. Ci sono delle integrazioni con cereali, e quindi le caratteristiche del prodotto sono un po' diverse. Però insomma veniamo da un territorio dove c'è una formidabile tradizione casearia che ha permesso a dei bravi casari di Vitto di essere poi altrettanto bravi per la produzione del latteria casera. Un'altra differenza, Presidente, è che il Vitto può contenere latte caprino, perché diciamo che è tradizione associare a delle vacche in alpeggio anche delle capre. Quindi può eventualmente contenere fino al 10% di latte crudo caprino, e in questo caso il sapore è ancora più, come possiamo dire, più intenso? Diciamo in alcuni alpeggi nella mandria, no, tendenzialmente sono due mandrie separate, perché le capre non sono molto, mentre le vacche sono più ubbidienti, seguono il pastore, le capre no, sono anarchiche, vanno un po' dove vogliono. È uno dei motivi per cui da più parti le hanno abbandonate, perché praticamente occorre un pastore per le vacche e un pastore per le capre, per cui effettivamente è molto difficile. Però in alcuni alpeggi, per fortuna, resiste questa presenza del gruppo di capre, che anche loro munche due volte al giorno con latte, che è un po' punto di forza, ulteriore punto di forza del PIT. Effettivamente questo, soprattutto nel caso di capre, che sono anche loro, loro vanno veramente a cercare dei posti più impensati, le erbe più caratteristiche, e poi questo latte viene addizionato al latte di vacca e effettivamente conferisce dei sapori molto particolari e molto, molto gradevoli, ecco. Infatti ho visto in giro, diciamo, che è consigliabile degustare il Vitto appunto in purezza associato, qualcuno insomma consiglia, anche lo stesso consorzio, di associarlo a un vino da meditazione, preferibilmente valtellinese.
proprio perché, diciamo di solito noi attribuiamo ai formaggi particolari, no, un sapore particolare. Che ne so, mi viene in mente il gorgonzola, che ha anche ha una consistenza, una forma un po' atipica rispetto all'idea di formaggio che abbiamo noi che è solido. Invece il bitto nella sua apparente, normalità, no, di forma così classica, in realtà poi nasconde delle riserva, delle sorprese aromatiche o anche di gusto particolari. Eh, diciamo che ha fatto un paragone, cioè è chiaro che il gorgonzola è un formaggio che ormai ha sfondato in tutto il mondo, è veramente un po' un unico. Per quanto riguarda il bitto, che è ovviamente una produzione maggiormente di nicchia, ovviamente non ha la proteolisi delle muffe, insomma è un altro prodotto, ma è un prodotto che si degusta, si mangia proprio anche per un po' la sua unicità in occasioni particolari, cioè non è proprio per tutti i momenti. Per quanto riguarda gli abbinamenti del vino, naturalmente da valtellinese non posso che dire che l'abbinamento è con i vini in Valtellina, ma credo che sia davvero normale che il vitigno dei vini valtellinese, il Nebbiolo, con la sua importanza, certamente è il primo abbinamento che credo a tutti venga in mente quando uno dice adesso assaggiamo magari 2 o 3 annate di bitto. Ho capito. Senta, un'altra cosa che le voglio chiedere, si sente sempre parlare in questo periodo di allevamenti intensivi. Ehm, ehm, e si raccontano, diciamo, alcune vicende, osservate negli allevamenti intensivi. Mi piacerebbe invece che, lei chi meglio di lei, cioè ci racconta com'è invece l'alpeggio, cioè ci sono delle difficoltà, per esempio, nell'alpeggio che rendono diciamo, eroico in qualche modo, no, continuare ad allevare così. Non so, mi domando come sia poi per chi alleva in questo modo, no, per l'animale, per l'allevatore, il pastore, il produttore, cioè è meglio o Diciamo peggio? che l'attività di allevamento in alpeggio è esattamente l'opposto di quello che uno può immaginare pensando a un eventuale allevamento intensivo. Lì sono per 3-4 mesi animali liberi al pascolo, e quando proprio succede qualche finimondo magari si spera di trovare un riparo dove poterle magari salvare da qualche intemperio o dalla neve. Quindi sono libere, devono pascolano, tolto ovviamente i loro giusti riposi finché vogliono. Poi succede la stagione come quella del 22 in cui c'è stato tanto caldo, c'è stata poca acqua, magari gli alpeggi hanno oggettivamente sofferto, perché l'alpeggio va bene per quando c'è piovosità. L'alpeggio non è irrigabile, è talmente vasto. Noi ad esempio diamo come indicazione che un alpeggio quindi dovrebbe avere a disposizione almeno 2,5 ettari per ogni vacca da latte, quindi superfici molto ampie per potersi muovere, per potersi abbeverare. E un altro. Poi ci sono diverse tipologie d'alpeggio, ma ci sono alpeggi che magari partono da 1.500, arrivano anche solo a 1.800, ci sono degli alpeggi che partono a 1.500 e arrivano a oltre 2.000, quindi anche loro durante la stagione hanno una escursione altimetrica importante. Non tutti gli alpeggi ovviamente sono uguali, ecco. Quindi di solito si parla ovviamente più in basso quando magari in alto l'erba non ce n'è, un po' alla volta, poi si sale.
è una vita particolare. Insomma. Per parlare di numeri, quanti sono più o meno i produttori, quante le bovine, quante le capre, quanti gli stagionatori, più o meno? Per quello che riguarda i produttori di vitto sono, mi pare, 45 produttori. Sono impreparato sul numero degli animali, ma devo immaginare che siano che possono essere circa 3.000 le bovine che vengono mute, il cui lato va alla produzione di vitto. Purtroppo il dato sulle capre non ce l'ho, non ce l'ho. Gli stagionatori non hanno un rilievo, ma non hanno, almeno nei nostri formaggi, il rilievo che magari hanno in altri formaggi. Lì abbiamo, penso siano non più di 4 o 5, adesso non mi viene in mente anche in questo caso il numero preciso, però tendenzialmente i produttori consegnano il prodotto a marchiatura avvenuta, nel senso che il vitto diventa vitto quando ha almeno 70 giorni e l'esperto del consorzio fa la marchiatura a fuoco, perché a quel punto sono rispettati le norme disciplinari, ma le caratteristiche del formaggio sono anche quelle, poi le caratteristiche, la forma, la conservazione, il peso, insomma, ecco, tutto questo. Io parlo di stagionatura all'interno del consorzio, poi quanto i produttori poi hanno completato il ciclo, producono, stagionano per i primi 3 mesi, marchiano, e lì poi gli utilizzatori, quelli che riescono a comprarlo, perché penso che il mercato reale del vitto, se fosse disponibile, sarebbe ben superiore alle 17.000 forme dello scorso anno, ecco. Diciamo che possiamo pensare un po' come i vestiti per tutti i giorni e i vestiti della festa, sono entrambi, belli e Sì, necessari e diciamo che il vitto com è proprio da ricorrenza, il Valtellina casera è un multitasking, va bene in cucina, va bene a un fine pasto, ma va bene anche per fare pasto, ecco. Ecco, l'ultima cosa le voglio chiedere un po' alla Marzullo, mi è venuto in mente mentre parlavamo. Secondo lei sono più il bitto e il Valtellina casera un volano, diciamo, per il turismo? Cioè, io magari scopro al supermercato o insomma o al negozio di formaggi il bitto e dico: "Sai che c'è? Voglio proprio andare in Valtellina." O è il contrario, cioè vengono turisti in Valtellina, non conoscono, se non mangiando lì in loco, le vostre eccellenze e poi una volta tornati nelle loro case di città, magari ordinano anche online, no, se magari vivono, che ne so, non so se in Sicilia si può trovare del bitto al supermercato, non credo, o del Valtellina casera, sinceramente non credo, però non lo so. E poi magari ordinano anche tramite internet. Cioè, secondo lei qual è la Ma per quello che posso vedere io e quello che penso è che ci sia un profondo e reciproco legame fra il prodotto turistico, il territorio e i prodotti, nel caso nostro i caseari, Valtellina casera e vitto. Chi viene in valle è perché tendenzialmente credo conosca poi i prodotti, ma sicuramente compito dei valtellinesi è quello di sviluppare questa ulteriore conoscenza con i turisti, che fortunatamente danno e sono sempre molto numerosi, proseguire su questo percorso. Se come sembra, perché i numeri sono favorevoli ai due prodotti, se poi siamo riusciti a farli appassionare anche quando torneranno a Milano o a Torino o a Brescia o da queste parti, come
come dico, il Bitto non si trova dappertutto, Casera un po' di più, ma anche quello, noi non stiamo parlando di prodotti di amplissima diffusione, insomma, ecco. Però ci sono delle realtà in valle, non è il compito del consorzio, no? Il nostro è un compito di tutela e di promozione, quindi tutela in primis. Il nostro è garantire ai consumatori la serietà del progetto, garantire la qualità che viene fatta sia per il Bitto che per il Casera con una ulteriore marchiatura a fuoco, quindi se non è controllato dall'esperto del consorzio non diventa né Casera né Bitto. E quindi su questa cosa ci sono sicuramente più realtà che valtellinesi, ma anche qualcuna fuori, ma io naturalmente consiglio alle valtellinesi che possono essere in grado di recapitare sicuramente in tutta Italia, ma anche altri paesi, una buona fetta di Bitto, una buona fetta di Valtellina Casera. Sì, magari fare appunto la degustazione combinata a questo punto, con suddividere la bottiglia del vino valtellinese di accompagnamento per provare prima e paragonare. In fondo le degustazioni si fanno anche paragonando le varie stagionature di uno stesso formaggio, quindi può avere senso, diciamo, anche accoppiare 2 formaggi che già sono una coppia praticamente valtellinese, accoppiarli anche in sede di degustazione. Senta Presidente, sono frequenti queste frequenti in cui nelle degustazioni, non dico tutte, ma frequentissimamente i 2 prodotti vengono diciamo degustati in sequenza perché è normale, perché anche per capire le differenze, insomma. Beh, non è così diffuso comunque almeno le mie conoscenze dicono questo, dopo però effettivamente io da Presidente del Consorzio farò una mia attività verso i primi di settembre. Per quanto che mi riguarda deve essere per forza una diciamo degustazione congiunta, se no non potrei fare Presidente del Valtellina Casera e del Bitto. Sì, è anche cioè, questa caratteristica, ecco, si rintraccia anche nel consorzio, perché non è che sono così diffusi i consorzi di 2 formaggi, di solito sono di 1. È molto bella questa. Essere gli unici, dovremmo essere gli unici. Infatti non l'ho detto perché non ne avevo la certezza, ma effettivamente Dovremmo essere gli unici e quindi, ma io non è proprio da tanto tempo che ho scoperto questa cosa, e quando nel 94-95 cominciò la storia del consorzio, 30 anni fa oramai, ho detto, ma mi sembra che abbiamo fatto una buona cosa a tenere, perché poi i piccoli consorzi non è che proprio sia una cosa facile, però mettendo insieme i 2 prodotti si è un pochettino più forti, ecco. Eh sì, le posso dire che io che appunto non sono valtellinese, quindi osservo, diciamo, questa vostra realtà da fuori, le posso dire che mi ha colpito molto e la trovo una cosa molto carina, molto graziosa, proprio perché è bello che ci siano come 2 stagioni di formaggio, no, 2 tempistiche per 2 formaggi diversi che danno luogo a caratteristiche diverse, ma che in realtà poi siano accoppiate nella tutela. Le dico un po' di più, questa è una società, diciamo un'attività che stiamo sviluppando da qualche anno. C'è una società che si chiama Distretto Agroalimentare di Qualità della Valtellina, che è fatto dai consorzi di tutela, i consorzi tipici, quindi in questa realtà che avrà anche, dovrebbe essere il referente per l'attività di promozione durante il periodo olimpico, a parte il consorzio Casera, Valtellina Casera e Bitto, il consorzio di tutela da Bresava di Valtellina, il consorzio dei vini, il consorzio di Melavì, della mela, e il consorzio di Pizzoccoli, quindi anche perché poi alla fine molte iniziative sono anche comuni, quindi mettersi d'accordo
il contesto più ampio alla fine aiuta, ecco. Eh sì, è un'organizzazione diciamo territoriale alla fine, perché poi sono tutti prodotti di questo territorio veramente particolare, insomma, nella realtà italiana, no, che è la Sì, Valtellina. pur essendo una provincia di scarsi 180.000 abitanti, mi pare che siamo forse nelle prime 5 province in Italia come notorietà della produzione tipica, insomma, ecco. Eh sì, perché siete concentrati, Sì, diciamo, a perché produrre le cornie praticamente. Sì. Infatti i ristoranti valtellinesi che ci sono a Milano ce ne sono almeno 4 o 5, cioè propongono dei menù, dove uno mangia valtellinese dall'inizio alla fine. Di solito questo si fa nel ristorante, che propone la cucina di una nazione, non di un territorio, che è più piccolo di quello tipico di una regione. Quindi è un piccolo sì, territorio assolutamente ricchissimo la però. provincia di Sogno non è piccolissima, ma sono solo montagne. Oltretutto, sì. Sì, 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 infatti è l'unica provincia, mi pare, ma è una delle uniche province italiane, l'unica lombarda almeno, sicuramente l'unica lombarda il cui territorio è 100% montano. eh sì, questa è insomma una caratteristica che, si parla sempre della città, la caratteristica della città è anche questa, che di solito è in piano, cioè dove è più facile, estendersi. Quindi, è una realtà che incuriosisce molto il cittadino tipico. Infatti non ho dubbi sul fatto che il turismo aumenterà sempre di più col passare del tempo, è già alto. Cioè, conosco persone che proprio scappano dalla città per andare in montagna e per andare in Valtellina in particolare. Quindi va bene. Bene, Io la ringrazio, grazie per l'intervista e per tutto quello che ci ha no, raccontato. grazie dell'attenzione che ci avete riservato, siamo volentieri anche in futuro a disposizione se si vuole eventualmente approfondire qualche tema, noi siamo qua. Sì, bene, va bene, okay, grazie. Arrivederci. Arrivederci. Vi lascio con una piccola riflessione. Allora, la pizza al pomodoro, l'abbiamo già detto, esisteva da ben prima che gli emigranti napoletani emigrassero negli Stati Uniti, già la descriveva Dumas nel 1830, quell'emigrazione, scusate, di massa inizia ad essere importante all'inizio del Novecento. La pizza non diventa iconica in Italia con il passaggio in America e il ritorno in Italia, sarebbe diventata ugualmente diffusa in Italia, iconica in Italia e anche fuori dall'Italia, come è avvenuto con tanti altri prodotti che non hanno avuto questa risciacquatura, diciamo così, in terra americana. Se poi c'è un marketing del DOP, e qui mi ricollego al Bitto, a maggior ragione c'è un marketing di ciò che non è DOP e batte continuamente e sempre su questa fantomatica vendibilità del DOP per proporsi come acquisto alternativo. Quindi riflettiamo insomma sulle cose, perché sono sempre più complesse, anche le affermazioni sono sempre un po' meno nette di come vengono appunto, dichiarate. Riflettete mentre mangiate, cucinate qualcosa di buono. Io vi do appuntamento a sabato prossimo. Grazie Federico, grazie di averci seguito. A sabato. Avete ascoltato Una gemma in cucina.